Ciao a tutti amici di Io Compro Siciliano, sono Alessia Smalen Food e vi do il benvenuto nella mia cucina di Io Compro Siciliano Chef. Oggi è la seconda puntata, la mia emozione è come quella di prima, se non peggio, però oggi sono nella mia veste di chef di casa. Per cominciare ringrazio gli amici Davide Morici, Francesco Caravello, Peppe Giorgiani per aver creato questo gruppo in cui ormai siamo tantissimi. Io sono quella che rappresenta voi, il cuoco che c'è proprio dentro di voi. Perché ho visto in questi periodi di quarantena che sono diventati cinquantena, sessantena, eccetera, eccetera, che tutti quanti voi vi siete divertiti a cucinare prelibatezze che vanno da Palermo ad Agrigento, a Messina, per arrivare qui a Palazzo Lacreide. Io sono di nuovo qui nella mia cucina della scuola di cucina di Palazzo Lacreide e oggi voglio preparare con voi una ricetta che va benissimo per tutti, sia per i miei amici celiaci, sia per tutti noi che abbiamo mangiato di tutto e di più e quindi adesso dobbiamo rimetterci in forma e dobbiamo cominciare a depurarci. Quindi andiamo ad utilizzare due prodotti per fare la mia ricetta, che sono una pasta di canapa, che è un nuovo prodotto che si può trovare in commercio, e proprio qui a Palazzolo abbiamo un giovane produttore di farina di canapa, ma anche di tisane e altri prodotti. E poi ieri pomeriggio, non so se avete visto il mio video, mentre andavo a raccogliere il finocchietto, ho deciso per depurarci di raccogliere anche un suggerimento del mio amico Claudio Romano, che ha una bellissima farm in cui coltiva erbette selvatiche, origano, finocchietto selvatico. Quindi oggi utilizzerò il finocchietto selvatico. Prego regia, un primo piano di questa erbetta fantastica che ha moltissime proprietà, tra cui appunto quella depurativa. E allora, perché no? Divertiamoci a prepararla e poi io vi darò tutti i suggerimenti per andare avanti. Oggi, come vi stavo dicendo, faremo una pasta. Damiano, per favore, puoi riprendere da questa parte? Questi sono dei cavatelli, che è un formato di pasta comune in Sicilia, però sono prodotti con farina di canapa. La farina di canapa ha moltissime proprietà, tra cui quella anche di essere gluten free, quindi possiamo utilizzarla tutti, soprattutto ha molte proteine, quindi anche gli amici sportivi che ci hanno fatto una testa tanta che dovevano andare a correre, e corriamo e corriamo, e va bene, certo, adesso ci siamo mangiati chili e chili di pane, pasta, pizza, eccetera, eccetera, quindi ora dobbiamo rimetterci un po' in forma. A me non mi vedrete mai andare a correre, quindi è inutile che ci mettiamo mettetevi l'anima in pace, e quindi preferirò mangiare pasta con farina di canapa, che ha molte proteine e non è proprio un vero e proprio farinaceo, che insomma non è proprio salutare per tutti. Allora, i nostri ingredienti per la ricetta di oggi sono semplicissimi. Io prego la regia di mandare in onda anche la ricetta, perché così potete vederla voi stessi. La ricetta che vi propongo è con i cavatelli di canapa, quindi quelli che vi ho mostrato prima, con il mio amico finocchietto, con il finocchietto selvatico, che in questo periodo sta cominciando a diventare anche abbastanza alto, potrebbe anche diventare più alto di me. Poi utilizzeremo dell'aglio, eccolo qui, dell'aglio, ma possiamo anche utilizzare semplicemente un profumo di aglio. Utilizzeremo dell'uvetta passa,
Utilizzeremo anche del pomodoro fresco. Al posto del pomodoro fresco, se non lo avete in casa, perché ultimamente potrebbe anche capitare di non avere prodotti freschi in casa, potete utilizzare anche delle conserve come il pomodorino secco sott'olio o il capugliato. Io ho sempre in casa quelli della famiglia Burcio, perché sapete tutti quanti, il mio lavoro è quello di portare in giro i turisti e soprattutto al mercato, quindi ho sempre un po' di vasetti di conserve a casa, e stamattina ho quello dei fratelli Burgio, che è un buonissimo capugliato che potete utilizzare eventualmente al posto del pomodoro fresco. Però io, dato che oggi voglio incentrare questa puntata sulle ricette gluten free, preferisco utilizzare quello fresco, così siamo tranquilli per i nostri amici che non c'è contaminazione di nessun genere. Allora, cominciamo a spiegare la nostra ricetta. La nostra ricetta di oggi quindi sono cavatelli di farina di canapa con pesto di finocchietto. Il pesto di finocchietto ho visto che molti di voi l'hanno preparato in questi giorni, quindi è abbastanza semplice da preparare, ci serve semplicemente il finocchietto e dell'acqua bollente, però io prima di andare a bollire il finocchietto, dove poi nella stessa acqua andrò a cucinare i cavatelli per rinforzare il sapore dei cavatelli, vorrei mostrarvi come preparare un pomodoro confit. Quindi vorrei incidere questo pomodoro, andarlo a bollire in modo tale da poterlo spellare e poi tagliare e utilizzare durante la nostra ricetta. Io ho già dietro di me nella cucina l'acqua l'ho messa a bollire, perché stavolta ho imparato ad accendere il fuoco di induzione. Molti di voi mi hanno preso in giro e vi ringrazio. Fino a stamattina anche Massimo Lavicela, che ringrazio per ospitarmi sempre qui all'RTA di Palazzo Iudica, mi ha fatto le ripetizioni. Allora devi schiacciare questo pulsante, poi quello, poi lui suona. Insomma, ragazzi, io sono una poca pasticciona, è inutile che facciamo le cose, insomma, diciamo cose che non sono, io sono pasticciona, quindi dobbiamo arrenderci a questa realtà. Allora, io vorrei mostrarvi come possiamo preparare questo pomodoro. È un pomodoro rosso locale, di una produzione qui che si trova vicino Palazzolo, e quindi per prepararlo con cassè dobbiamo semplicemente inciderlo in questo modo, con una croce, così, e poi metterlo a bollire. Se adesso Damiano giri, io mostro come mettere in bollitura il nostro pomodoro. L'acqua non è salata, quindi mi raccomando, non serve mettere il pomodoro in acqua salata, e lo mettiamo a bollire proprio per qualche istante, perché in questo modo il pomodoro rilascerà facilmente la buccia e sarà più facile spellarlo. Io adoro le ricette di finocchietto selvatico, quindi vedendo e prendo ispirazione da tutti voi che avete registrato le vostre ricette, i vostri suggerimenti, ho deciso di proporre una ricetta gluten free a base di finocchietto. Vi ricordo che in questo momento sono a Palazzolo. Palazzolo è un paesino di 8.000 anime, e però è avanti molte cose. Infatti siamo qui ad utilizzare un prodotto di canapa locale, che la farina di canapa è proprio prodotta da un amico che adesso vi andrò a presentare, così ci presenterà un po' meglio questa pasta, e poi il pastificio che proprio produce materialmente la pasta è quella della signora Loredana Puglisi, che ha un pastificio qui a Palazzolo. Quindi diciamo è proprio un prodotto che rientra nella perfetta filosofia di Io compro siciliano. Il nostro pomodoro potete vedere che ha la buccia. Vieni Damiano, avvicinati. Vedete, la buccia già si è staccata. Io non voglio cucinare il pomodoro, ma voglio semplicemente che la buccia si stacchi per poterlo poi tagliare senza problemi.
Molti di voi forse non sanno che questa trasmissione la realizziamo semplicemente con un telefonino, quindi perdono se a volte l'immagine è un po' storta, se a volte vedete un dito che va nella telecamera. Il dito logicamente sarà quello di Damiano, che è mio marito e che in questo momento sta aspettando che io gli prepari il pranzo, e quindi insomma abbiate un attimo di pazienza. Il pomodoro di solito dopo essere stato in acqua bollente viene immerso in acqua con ghiaccio, in modo tale che poi tutti potete toccarlo, ma come sapete noi chef abbiamo le mani di amianto, quindi io posso toccarlo facilmente. E allora andiamo a spellarlo, vedete come viene via facilmente la pelle del pomodoro. E così possiamo insomma utilizzare questo metodo anche per fare delle salse in crudo, per fare il pomodoro per la bruschetta, perché spesso la buccia, come vedete, è un po' troppo dura, un po' troppo spessa e quindi dà un po' fastidio mangiarla. È anche un modo carino riutilizzarla eventualmente essiccandola in forno e poi sbriciolandola per dare un po' di colore ai piatti che andiamo a preparare. Adesso dobbiamo mettere il nostro finocchietto in bollitura. Io logicamente stamattina l'ho già preparato, ho già bollito del finocchietto, però dato che voglio utilizzare l'acqua di bollitura del finocchietto per la mia pasta, voglio metterlo a bollire insieme a voi. Quindi prendo un ciuffetto di finocchietto. Mi raccomando di togliere le parti che sono più dure e che potrebbero non cucinare bene, quindi andiamo a togliere l'arbusto prendendo soltanto le foglie, anche se poi in effetti questo è proprio quello che dà un odore pazzesco alle nostre preparazioni. E quindi vado a mettere questo bel ciuffo di finocchietto, non potete immaginare l'odore che sta facendo, lo vado a mettere in bollitura. Nel frattempo vorrei chiedere alla regia se fosse possibile avere il mio primo ospite, in modo tale da potermi spiegare, mentre io pulisco il mio pomodoro, da potermi spiegare le proprietà della pasta di farina di canapa. Quindi per favore facciamo entrare Salvo Marabida. Ciao Salvo, come stai? Ciao Alessia, bene, bene, Tutto grazie bene? Io spero per che tu non sia emozionato come me. un pochettino. Un po' sì, è normale. Allora, Salvo, non ti preoccupare, siamo in casa come ieri quando abbiamo chiacchierato per telefono. Spiegami un po'. Allora, io oggi sto facendo questa ricetta che è una ricetta vegetariana e anche gluten free, utilizzando la pasta di canapa, che se Damiano me la puoi un attimo riprendere, io volevo fare vedere. In questo momento tu fai produrre alla signora Puglisi Sì. sia i cavati che le tagliatelle, che sono due formati che tutti in casa possiamo utilizzare per la realizzazione di varie ricette. Mi spieghi un attimo perché i nostri amici celiaci possono utilizzare questo tipo di farina, che tipo di sapore ha, insomma parlami un po' di questo prodotto. E allora, intanto per i celiaci è perfetta perché è senza glutine, mischiata con altre farine senza glutine tipo di legumi o di farro o di saraceno, è perfetta per fare le paste o per fare le pizze, tutta la base alimentare, con una dose non oltre il 15% di farina di canapa sulle altre farine, perché poi Ho si capito. perde, diventa. Ho capito, Invece fino allora facciamo un accordo. Io ho Mm. già provato la farina di canapa quasi in purezza per produrre una pasta totalmente gluten free e quindi poi nei prossimi giorni pubblicherò nella pagina di Io Compro Siciliano la ricetta in modo tale da poter farla preparare a tutti quanti anche in casa, anche perché in questo momento diciamo che le spedizioni di questo prodotto potrebbero aver subito un Sì, rallenti perché tutte le
sono stati tutti chiusi. E allora dimmi, ma tu oltre la farina di canapa, quindi oltre questo prodotto grandioso, ti sei divertito anche a produrre altre cose come le tisane e altro? Raccontami. Allora, noi siamo partiti con il fiore. 3 anni fa è partita questa storia tramite delle associazioni che ci hanno coinvolto. E poi passo passo siamo andati anche sulla produzione di tisane, in generale con ricetta fatta da un erborista, e quindi facciamo foglie di canapa con malva, artemisia, alloro, oppure lavanda, finocchietto selvatico. Di base principalmente sono queste, ma sono tutte spezie nostre autoctone, che già da prima noi avevamo l'idea di utilizzare il siciliano. Certo. Anche nella pasta, e l'esempio è che abbiamo preso i cavati e le tagliatelle, 2 formati tipici nostri. Non tipici abbiamo voluto siciliani. Certo, i miei amici emiliani non avranno proprio la stessa idea, che le tagliatelle sono un formato tipico siciliano, però va bene. No, Posso immaginare che, dato che ormai le usiamo tutti quanti, le tagliatelle siano un formato tipico. Allora, comune a dimmi. Un tipo di pasta comune a tutti principalmente, non per siciliano, ma perché per noi a casa nostra era normale fare le tagliatelle a casa, era classica, era tipica per noi. No, ho fatto un disastro, ve l'avevo detto che era una cuoca pasticciona, guardate, allora speriamo di poter porre rimedio. Per pulire anche soltanto il pomodoro mi sono macchiata la giacca nuova che mi ha fatto la mia amica Rita Curcio. Era ovvio che questo succedesse, quindi scusate un attimo che provo a coprire, diciamo. Ecco, no, guarda, sono stata, hai visto Salvo come sono stata brava? E tu mi stai istruendo con queste informazioni tutte utili. Io nel frattempo mi sto portando avanti con il lavoro, quindi ho pulito il primo quarto di pomodoro. Vedete qui? Facciamo un bel primo piano. Ho lasciato semini e acqua di pomodoro nella ciotola, e quindi ho il mio bel pomodoro pelato che adesso potrò andare a tagliare a pezzettini da utilizzare nel sugo della pasta che sto andando a preparare, la pasta che appunto il nostro Salvo Marabita di Ibla Hemp mi sta descrivendo. Salvo, però io ho visto che tu hai partecipato anche a molte fiere con molti altri prodotti, quindi con dei biscotti che erano buonissimi, sì, con un formato di biscotti anche particolare proprio di Palazzolo. Descrivilo a tutti i nostri amici di Io Compro Siciliano. Allora, noi partiamo dal principio che per fare conoscere il prodotto abbiamo scelto di fare mercatini, e quindi di fare un po' di tutto apposta per far capire che cosa si può fare con la canapa, e non ciò di cui si pensa con altre idee. E infatti abbiamo fatto fare dei biscotti, tra cui il classico biscotto glassato con lo zucchero, che ce l'ha fatto un forno qua di Palazzolo, e sono andati benissimo. Non finivamo mai un mercatino con i biscotti nel banco. Lo so, Salvo, perché io sono stata una grande consumatrice di questi biscottini. Infatti oggi sto proponendo questa ricetta, diciamo, un po' per incoraggiarmi a dover cominciare la dieta, a dover cominciare una vita sportiva un po' più intensa, ma non so se sarò in grado di fare tutto ciò. La farina di canapa è buona anche per chi non è celiaco, per seguire un discorso gluten free. È ottimo anche per tutti, perché basta aggiungere il 15% su tutti gli impasti, qualsiasi prodotto diventa più digeribile, quindi non è un problema, per tutti funziona. E alcuni sportivi fare Salvo, se ti volessero raggiungere i nostri amici di Io Compro Siciliano Chef, come fanno? Hai una pagina Facebook, un sito? Il sito no, la pagina Facebook e Instagram, che ci trovano su Ibla Hemp Canapa Light. Perfetto, allora io andrò a condividere questo indirizzo della tua pagina Facebook, in modo tale che chiunque fosse interessato, è ovvio, noi oggi stiamo preparando una ricetta gluten free, però a seconda della vostra tipologia di intolleranza, di allergia, dovete chiedere prima di cambiare il prodotto al vostro medico curante, questo è ovvio. Salvo, io ti ringrazio
ringrazio, ormai tutti gli ospiti che vengono nelle trasmissioni di Io Compro Siciliano Live e di Aperitivo Social chiudono l'appuntamento con il classico Io Compro Siciliano, quindi ti prego di chiudere anche tu il nostro incontro breve in questo modo. Quindi avvicinati alla telecamera e dici che anche tu sei dei nostri. Ovvio che sono dei vostri, anche io compro siciliano, infatti. Bravissimo Salvo, e allora io ti ringrazio e invito tutti i nostri amici di Io Compro Siciliano Chef di contattarti eventualmente avessero bisogno di altre informazioni. Ciao Salvo, ti ringrazio e buon weekend. Ciao, grazie anche a voi e a tutti che ci vedono. Ciao ciao. Ciao. E allora, signori, noi adesso dobbiamo andare un po' avanti con la nostra ricetta. Io già ho il finocchietto che ho bollito stamattina, quindi posso cominciare ad utilizzarlo per preparare il nostro pesto. Prima la regia ha mandato la ricetta. Nei prossimi giorni vi darò anche il modo di poter preparare questo pesto. Io in questo momento per farlo vedere meglio in camera, quindi per farvi assistere a tutti gli step della preparazione, andrò a tagliare tutti gli ingredienti al coltello, ma se voi preferite potete usare quello che ormai tutti quanti sanno che è il mio secondo marito, e quindi il mio secondo marito è questo qui, che praticamente mi salva la vita sempre e costantemente, perché con questo piccolo strumento voi potete realizzare pezzi di tutti i generi e non solo, anche dei ripieni per il vostro pesce, per le vostre verdure, inserendo tutto qui dentro. Io al momento non lo userò, quindi però voi potete farlo benissimo inserendo nei vari step e in ordine tutti gli ingredienti. Io vi spiegherò esattamente come fare nella ricetta che posterò sulla pagina di Io Compro Siciliano. Nel frattempo, Damiano, se ti avvicini, faccio vedere che il finocchietto sta cucinando. Allora, di solito il finocchietto impiega circa 10-15 minuti per arrivare al punto perfetto di cottura, come quello che io sto per utilizzare. È un'erba molto dura, molto fibrosa, quindi è necessario farla bollire almeno appunto per un 15 minuti. Potete vedere già che l'acqua è diventata verde, il colore del finocchietto, ed è ottima anche da bere, perché se aveste anche problemi di coliche o i vostri bimbi piccoli, i neonati, io l'ho sempre usata anche per i miei figli Manfredi e Federico, che con le coliche causate dal latte spesso gli davo da bere una tisana con il finocchietto. Allora, io adesso vado alla preparazione, quindi ringrazio Damiano per fare vai e vieni tra me e la cucina, e vado a tagliare il nostro finocchietto in modo tale da preparare un pesto grossolano, però, perché appunto il finocchietto l'ho bollito per 15-20 minuti, è molto morbido ed è anche gradevole da mangiare insieme alla pasta. A questo ingrediente adesso possiamo aggiungere sia il pomodoro che le ovette, e quindi andare a tagliare tutti gli ingredienti insieme. Io ho qui anche dell'aglio, io di solito non digerisco molto l'aglio, quindi dato che poi la preparazione, dopo che chiudiamo la trasmissione, andrò a mangiarla io, non utilizzerò molto aglio, così non mi ricorderò di questo live fino a domani mattina. Allora aggiungo semplicemente un pezzettino piccolo di aglio e lo mischio al mio pesto, e dei pezzettini di pomodoro.
Questa è un'operazione, ripeto, che voi potete fare benissimo in casa utilizzando un frullino o se non avete la possibilità di acquistare il finocchietto selvatico, di trovarlo nelle campagne vicino alle vostre abitazioni, potete acquistare del pesto già pronto anche nei negozi specializzati. Io spesso lo trovo ed è veramente buonissimo appunto dai fratelli Burgio che si trovano al mercato di Ortigia di Siracusa e hanno una grande varietà di pesti di tutto rispetto fatto proprio con i prodotti locali. Allora voi qui potete vedere che io al coltello sto tagliando il pesto. Non ho aggiunto però l'elemento croccante. L'elemento croccante nella nostra ricetta verrà dato da due ingredienti, dalle noci o dalle mandorle, a secondo del vostro gusto personale, e del pangrattato che viene tostato. Adesso andremo a prepararlo insieme, così potete vedere tutti gli step, potrete seguire tutta la preparazione della nostra ricetta. Andiamo a togliere il finocchietto dalla nostra pasta, così possiamo andare a bollire nella stessa acqua di cottura anche i nostri cavati. Quindi Damiano, se mi vuoi seguire, andiamo a togliere il finocchietto dalla nostra acqua di cottura. Come vedete ancora il finocchietto non è morbido come quello che io sto utilizzando, appunto perché non sono ancora passati 10-15 minuti dal momento dell'inizio della bollitura. Vado a salare la nostra acqua con del sale marino siciliano e vado a mettere in cottura i nostri cavati. I nostri cavati, come tutti i cavati siciliani, fatti con grano duro o con anche questa farina di anapa, hanno bisogno di un tempo di cottura almeno di 10-12 minuti, quindi avrò questo tempo per andare a preparare tutti gli altri ingredienti. Allora, gli altri ingredienti che io ci tengo a farvi vedere, la preparazione è quello del pangrattato che andremo a tostare. Questo è un pangrattato gluten free, quindi non è un vero pangrattato, ma è un pangrattato a base di farina di mais, perché come tutti i nostri amici celiaci sanno che il pangrattato più comune che si può andare a utilizzare è quello della farina di mais. Una raccomandazione: se lo utilizzate per fare ripieni, non lo so, nelle sarde a beccafico o nei ripieni delle verdure, si asciuga facilmente, quindi dovete aggiungere al vostro ripieno un ingrediente umido, che può essere della salsa di pomodoro, che può essere del succo d'arancia, dell'olio di oliva, e quindi mi raccomando di valutare durante la preparazione anche questo problema. Allora, io in padella posso già mettere in cottura il nostro pangrattato utilizzando dell'olio di oliva. Questo è dell'olio di oliva locale prodotto dai fratelli Burgio del mercato di Ortigia, che ringrazio perché mi supportano sempre quando vado a trovarli con i nostri amici turisti e anche insomma con la mia famiglia. Vado a mettere a soffriggere l'olio d'oliva con l'aglio. Quello che voglio anche ricordare a tutti è che quando abbiamo degli amici che hanno il problema di dover mangiare gluten free, è importantissimo non andare a contaminare il loro cibo. Quindi se andiamo a bollire la pasta, se andiamo a soffriggere qualcosa, non è indicato l'utilizzazione né del tagliere di legno né del cucchiaio di legno. Quindi questa è una raccomandazione
raccomandazione che io faccio, che magari insomma non tutti sanno questi accorgimenti, perché è veramente importante per la loro salute. Quindi se dovesse invitare qualcuno che vi dice sai però io non posso mangiare il glutine, ok, non ci sono problemi, posso realizzare una bella ricetta. È anche importante che voi state attenti alle attrezzature che andate ad utilizzare per non danneggiare i vostri amici. Vi devo anche dire un'altra cosa: in Sicilia è veramente semplice mangiare gluten free, perché abbiamo moltissimi ingredienti e moltissime farine che possono essere utilizzate per la realizzazione delle ricette siciliane, però in versione gluten free. Vedete qui che l'aglio sta cominciando a soffriggere. Non appena sarà di un bel biondo, io andrò ad aggiungere il mio pangrattato. Vedete che ho aggiunto molto olio, questo perché appunto il mio pangrattato non è un vero e proprio pangrattato, ma è un pangrattato realizzato con la farina di mais, quindi andrà ad assorbire più olio rispetto a un pangrattato realizzato in casa, per esempio con i resti del pane di qualche giorno. Allora andiamo a versare. Damiano, se mi riprendi mi fai un primo piano, altrimenti sai, se la ricetta non viene buona poi la dobbiamo mangiare noi, quindi ci dobbiamo impegnare a farla venire in modo delizioso, come dicono i nostri figli, che ogni tanto guardando i programmi in televisione si fanno un po' influenzare da tutti quelli che li conducono, quindi andiamo ad abbrustolire il pangrattato lasciandolo un attimo in padella in modo tale che diventi bello croccante. Io di solito lo preparo sempre in modo un po' più abbondante, in modo tale da poi poterlo lasciare in un contenitore chiuso nel frigorifero e non doverlo andare a preparare nuovamente ogni volta che voglio utilizzarlo. È ottimo anche sugli spaghetti aglio e olio, perché in Sicilia una volta si tentava di risparmiare sugli ingredienti e soprattutto sul formaggio, che era un ingrediente molto costoso e prezioso, quindi il pangrattato utilizzato al posto del parmigiano era un modo di trovare un ingrediente che potesse sostituire il formaggio. Ecco, il mio pangrattato è pronto, quindi vado a rimetterlo nella mia ciotolina in modo tale da poterlo poi utilizzare come formaggio sulla mia pasta. Se volete potete utilizzarlo in varie ricette, potete aromatizzarlo come più vi piace, anche con del prezzemolo, con del pecorino grattugiato, ecco, però poi dovete tener conto del piatto in cui lo state andando ad utilizzare. La farina di canapa ha un sapore di nocciola, quindi non ha un sapore sgradevole, anzi è molto gradevole, però bisogna andare a combinare questo sapore nel migliore dei modi. Mentre ho la padella calda, vado nuovamente ad aggiungere dell'aglio. Vieni Damiano, gira da questo lato. Vado ad aggiungere dell'aglio schiacciato e lo vado a soffriggere in modo tale da poter preparare la mia salsa di condimento per la pasta. Quindi vado a mettere l'aglio in padella, dell'olio e lo faccio soffriggere. Vado a controllare anche la cottura dei miei cavatelli. Vedete, i cavatelli sono ancora un po' duri, un po' pallosi. Normalmente quando si fanno in casa necessitano di una cottura anche di 20 minuti. Questi, trattandosi di una pasta secca, quindi già pronta per le nostre preparazioni, avranno un tempo di cottura di 10-12 minuti.
L'altra volta vi ho promesso che andavo a vedere anche i vostri commenti, questa volta lo farò perché non appena finirò di comporre il mio piatto mi fermerò un attimo e li leggerò. E allora andiamo a togliere o a tenere l'aglio a secondo dei vostri gusti. Io lo vado, preferisco toglierlo e vado a mettere in cottura il mio finocchietto. Sentite sbrigolare la padella. I nostri ingredienti non hanno bisogno di una lunga cottura, ma semplicemente appunto di prendere un po' il sapore dell'olio. Non ho ancora aggiunto né il sale né i nostri due ingredienti croccanti che possono essere le mandorle o le noci. Non ho aggiunto il sale perché adesso andrò ad aggiungere un po' di acqua di cottura nella padella per poter avere un bel sughetto per la mia pasta. E quindi se aggiungo in cottura anche del sale, andrò poi ad avere una salsa troppo salata. Io di natura non mangio molto salata e poi diciamo il segreto è quello che il sale si può sempre aggiungere, non si può togliere, quindi è meglio andando a dosare bene. Aggiungendo dell'acqua di cottura, che è quella dove io ho già cotto il finocchietto selvatico, andrò a rafforzare un po' questo sapore di finocchietto, che andrà smorzato anche dal pomodoro fresco. Vi raccomando, se doveste utilizzare del pomodorino secco o dei capperi, per esempio, per poter arricchire questo piatto, o delle acciughe, di tenere sempre sotto controllo il sale, perché poi altrimenti andate ad avere un piatto troppo saporito. Sì. Allora, vado a controllare la cottura della nostra pasta, la assaggio come facciamo tutti in casa. Ok, la nostra pasta è pronta, vado adesso a scolarla. E a metterla direttamente in padella. Come vedete è una pasta molto simile a quella che facciamo in casa, quindi è molto simile ai nostri cavati, che però in siciliano chiamiamo cavatieddi. Io spiego sempre ai miei ospiti stranieri che in siciliano, e oggi lo spiego invece per i nostri ospiti che vivono fuori dalla Sicilia, che in siciliano noi cambiamo spesso la doppia L con la doppia D, quindi cavatelli diventano cavatieddi, e quindi questi per me sono i cavatieddi che di solito mangiamo la domenica in tavola tutti insieme. Allora facciamo un attimo assorbire la nostra salsetta di contorno e poi andiamo ad impiattare. Guardate che bel contrasto di colori, vieni Damiano, avvicinati. Guardiamo che bel contrasto di colori che c'è tra il finocchietto e il pomodoro fresco. Non è un piatto che ha molti colori, dato che la pasta ha il colore della nocciola, dobbiamo un attimo esaltare con gli altri ingredienti. Quindi andiamo ad impiattare. Andiamo ad impiattare la nostra pasta e poi, se vogliamo, possiamo aggiungere un tocco di colore con le nostre noci, che possiamo andare semplicemente a sbriciolare sopra, e anche aggiungendo dei filetti di pomodoro con cassè. Questo è un piatto di pasta che può essere anche
consumato freddo, quindi posso suggerirvi di prepararlo anticipatamente e di poi poter accogliere i vostri ospiti in casa con la piega già fatta ed essendo tutti belli e profumati. Ecco, non so se potete vedere il primo piano, io in questo momento sto anche morendo di fame perché sto cucinando live insieme a voi, però ho molta fame, quindi non vedo l'ora di poterla assaggiare, poi vi manderò la foto come l'altra volta. Io ho concluso con la mia ricetta, però non ho concluso con la trasmissione perché volevo fare un regalo a tutte le mamme. Io sono mamma, domani sarà la festa della mamma e volevo dedicare una sorpresa a tutte le mamme che ci seguono su Io Compro Siciliano. Nel frattempo si vede la telecamera che vale perché mio marito sta rubando gli ingredienti, perché anche lui adesso sente questo profumo e quindi ne ha tratto. Io, se fosse possibile, chiederei alla regia di farmi entrare il collegamento con il mio prossimo ospite, che diciamo è un divo della televisione, è stato vincitore nel 2015 della prova del cuoco, è un giovanissimo pasticcere di Palazzo La Credia, ma che viene da una famiglia di pasticceri da tantissimi anni. Fa parte della famiglia Monaco ed è uno dei pasticceri di punta della pasticceria Corsino. Ciao Vincenzo, ci sei? Ciao Alessia. Eccolo qui. Sì. Ciao Vincenzo, come stai? Tutto bene, grazie. E tu? Abbastanza bene, grazie. Sai, abituarsi alle telecamere non è semplice. Tu ormai sei abituato alle telecamere, all'emozione, quindi sicuramente sei più bravo di me in questo. Ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Io non sento Vincenzo. No, purtroppo non sento benissimo lì. Oggi io ti ho chiesto di partecipare e di farmi compagnia perché è una giornata dedicata al gluten free. Tu e la tua famiglia siete stati tra i primi ad aprire una pasticceria che si chiama Corsino 7 qui a Palazzolo ed è una pasticceria dedicata ai nostri amici celiaci. Come ti è nata questa idea? Allora, ora ti sento meglio, per fortuna. Durante la tua ricetta sono riuscito a seguirla perfettamente, infatti mi è venuta una gran fame. Ah, sì? L'idea di aprire Corsino numero 7, devo dire, è venuta alla mamma Lidia. Da sempre desiderava di aprire un piccolo negozio dedicato a chi ha intolleranze alimentari, e così con le mie sorelle e l'aiuto anche dei miei genitori siamo riusciti ad aprire questo piccolo negozio per celiaci, dove principalmente trasformiamo anche la frutta secca, come vi farò vedere fra poco. Ecco, appunto per questo io ti ho chiesto di preparare un dolce per noi live, un dolce che è molto semplice, tu mi hai detto, ma adesso vorrò le prove per capire se in effetti lo è, in modo tale che domani tanti bambini celiaci potranno mangiarlo o anche le mamme potranno averlo in omaggio dai figli. Assolutamente, sì, e potranno prepararlo a casa, data la sua semplicità. Allora, siamo tutti orecchie. Raccontaci la tua ricetta, Vincenzo. Come, scusami? Raccontaci la tua ricetta, comincia a prepararcela perché qui la fame sta diventando sempre più un sentimento sempre più forte.
Allora sì, oggi prepareremo questo bicchierino pistacchio e ricotta. Ho fatto la Sicilia a tema per voi. Allora, Grazie. abbiamo due ingredienti principali in questo bicchierino, un cremoso al pistacchio e della ricotta. Il tutto è intervallato da un sottile di cereali croccanti. Guarda Vincenzo, già guardarlo viene voglia di mangiarlo. A guardarlo viene fame. Grazie. Per la realizzazione di questo bicchierino partiamo subito dal cremoso. Allora, intanto vi posso dire che il cremoso è una crema a base di crema inglese, un dessert al cucchiaio. La differenza è che viene aggiunto al cremoso una pasta aromatizzante, in questo caso la pasta pistacchio, si può aggiungere anche una pasta a base mandorla o una purea di frutta. Il tutto è addensato grazie all'utilizzo della gelatina animale. Per preparare il cremoso avrete bisogno di 150 di panna, 50 di tuorlo, 60 grammi di zucchero, 2 grammi di gelatina animale, 50 grammi di pasta pistacchio. Si inizia con portare a bollore la panna assieme allo zucchero. Io spero, Vincenzo, che poi tu condividerai con me la ricetta e quindi anche le modalità per poterla preparare in casa, e poi io ti conviderò la foto di quando l'ho realizzata. Ricordiamo a tutti che la frutta secca è uno degli ingredienti che chi ha la necessità di mangiare gluten free può utilizzare in qualunque momento, e che in Sicilia non abbiamo problemi per produrre appunto dei dolci anche gluten free, come possono essere anche il torrone, la cubaita o la giuggiolena, come la chiamiamo da queste parti, e quindi di solito andiamo a mangiare un dolce consistente, mentre tu adesso ci stai preparando un dolce al cucchiaio che, essendo una che prepara dolci, non sembra neanche tanto complicato, e quindi ti ringrazio per mostrarci questa ricetta. Le nostre amiche e i nostri amici ne saranno felici. Assolutamente sì, con piacere. Nel frattempo che il latte arriva a bollore, vi posso far vedere la differenza tra un pistacchio estero e un pistacchio siciliano. Grazie, te ne saremmo molto grati, anche perché la nostra trasmissione si chiama Io compro siciliano, quindi dobbiamo cercare di incentivare gli acquisti siciliani, e questa è una differenza che molti di noi non conoscono, quindi te ne sarei grata. Allora, questo è un pistacchio siciliano, questo invece è un pistacchio estero. Da come potete vedere, il pistacchio siciliano ha una forma più allungata e più sottile rispetto a un pistacchio estero. Il colore del pistacchio, in questo caso di Bronte, ha un colore della buccia, ha un colore tendente al violaceo. Questo è un pistacchio estero, è un pistacchio più chiaro. L'interno è inconfondibile, quindi un pistacchio siciliano è di un verde quasi smeraldo, mentre un pistacchio estero ha un colore molto più tenue. Nel frattempo
Nel frattempo che tu parli, io volevo ringraziare tua sorella Carla per le immagini che ci sta fornendo, perché ricordiamo sempre ai nostri amici di O Compro Siciliano Chef che le nostre trasmissioni sono tutte realizzate con un telefonino, quindi anche i miei ospiti si collegano utilizzando soltanto un telefonino, perciò non è semplice fare i primi piani. Se noi chef non abbiamo un supporto tecnico da parte dei nostri familiari. Quindi sei stato molto chiaro nella spiegazione delle pistacchio, ti prego di andare avanti perché il nostro tempo sta cominciando a stringere. Vai avanti, vai avanti. Ok, allora il latte quindi lo abbiamo portato a bollore. A questo punto latte e zucchero. A questo punto possiamo aggiungere al cremoso i tuorli. Quindi in questo momento stai preparando la crema inglese che noi possiamo utilizzare anche come base per altre ricette. Possiamo usare come base per altre ricette? Assolutamente sì. Il cremoso può essere utilizzato come inserimento in una torta moderna, può essere anche mangiato da solo, quindi come dolce al cucchiaio. Allora, aggiunto i tuorli, ritorniamo in cottura. Dobbiamo portare il nostro cremoso alla temperatura di 82 gradi. Se non abbiamo un termometro, dobbiamo stare attenti. Quando la nostra crema incomincerà a prendere corpo, quindi grazie alla coagulazione del tuorlo, la dobbiamo subito togliere dal fuoco e versare su un altro recipiente per bloccare la temperatura. Se giriamo il nostro cremoso con una frusta, lo dobbiamo girare di continuo perché c'è il rischio che bruci. Non lo dobbiamo girare troppo energicamente perché sennò produrrà la schiuma e non ci permetterà di vedere quando l'uovo coagula. Nel frattempo dobbiamo ammollare i 2 grammi di gelatina nell'acqua che io ho già riscaldato. Si può utilizzare, io in questo caso sto utilizzando la gelatina in polvere, si può utilizzare anche una gelatina in fogli. Ecco, a questo punto quindi sono tutti ingredienti che possiamo trovare facilmente anche al supermercato. Sì, sì, tutti questi ingredienti sono facilmente reperibili. Versiamo il tutto sulla colla di pesce precedentemente, come ho detto, ammollata, e vi mettiamo dentro anche la pasta pistacchio. Questa è una pasta pistacchio di nostra produzione. Partiamo dal frutto sgusciato e poi lo tostiamo e lo raffiniamo fino a renderlo una pasta. Vincenzo, io non ti interrompo perché capisco che possiamo avere problemi di connessione, quindi ti lascio lavorare libero, anche perché tu hai benissimo i tempi televisivi, molto più di me, e quindi vai tranquillo e deliziaci con questo dolce. A questo punto il cremoso sarà ad una temperatura di 60 gradi. Per poterlo utilizzare dobbiamo aspettare che raffreddi un po'. Quando il cremoso è tiepido lo versiamo in dei bicchierini. In questo caso io ho utilizzato 2 bicchieri non di plastica ma biodegradabili, perché noi cerchiamo di non inquinare l'ambiente, è giusto.
e creiamo il primo strato di cremoso. Quindi stai cominciando a comporre il tuo dolce? Come, scusa Alessia, non ho sentito. Stai cominciando a comporre il dolce? Sì. Mettiamo il primo strato di cremoso e mettiamo i nostri bicchierini nel congelatore per far rapprendere il cremoso. A questo punto possiamo procedere con il secondo strato. Il secondo strato è composto da cereali croccanti e una golosa. Questa è una golosa che prepariamo noi, ha una base di nocciole. Voi a casa la potete preparare con 10 grammi di burro e 50 grammi di cioccolato fondente. Li dovete sciogliere e dovete amalgamare i cereali croccanti. Non abbiate paura a rompere, schiacciare i cereali. Questa è la parte che ci darà la croccantezza nel nostro bicchierino. Quando avete amalgamato il cioccolato e il burro fuso ai cereali croccanti, potete procedere con un sottilissimo strato sopra il cremoso. Ricordiamo, Vincenzo, sì. Ricordiamo che tu ci stai preparando in diretta un dolce gluten free, che quindi è di facile realizzazione e che tutti possono mangiare. Sì, basti utilizzare dei cereali senza glutine. Vi raccomando di fare uno strato molto sottile di questo croccante, perché se no con il freddo, quindi quando il cioccolato si rapprende, poi occorrerà troppa resistenza al cucchiaio. E poi dovremmo sembrare dei killer con il cucchiaino per cercare di mangiarlo e di rompere lo strato di cioccolato. Sì, esattamente. A questo punto prepariamo la ricotta. Allora, vi consiglio di mettere per questa ricetta 250 grammi di ricotta con 50 grammi di zucchero. Questa è una ricotta prevalentemente vacina per il 70% e il 30% ricotta di pecora. Quindi con la frusta amalgamiamo lo zucchero alla ricotta. Come capite, se la ricotta che acquistate e vi accorgete che è troppo molle, vi consiglio di lasciarla rapprendere in frigorifero almeno una notte, perché sennò quando andrete ad aggiungere lo zucchero la ricotta diventerà troppo molle, verrà difficile ad utilizzarla. Il segreto per avere una ricotta morbida e setosa è, soprattutto quando si preparano dei cannoli siciliani, è passarla al setaccio, un setaccio con una maglia molto fine. In questo modo. A tutti i nostri amici Vincenzo sta dando anche dei suggerimenti
per poter utilizzare questi ingredienti normalmente nella nostra vita di cucina. Io sto ammirando Vincenzo nelle sue preparazioni, perché appunto non ho scelto di fare la pasticcera perché ci vuole troppa precisione e io di precisione ne ho pochissima, quindi mi sono appoggiata alla spalla di Vincenzo e della sua famiglia per poter realizzare questo dolce per la festa della mamma, e soprattutto un dolce che può sembrare complicato come un dolce gluten free, invece state vedendo che è semplice realizzarlo, basta semplicemente attrezzarsi in casa di ingredienti che siano gluten free, e noi siciliani siamo veramente fortunati perché abbiamo il pistacchio, perché abbiamo la ricotta buonissima, e quindi basta combinarli insieme e abbiamo già un dolce meraviglioso. Perciò ti ringrazio Vincenzo per questo suggerimento. Grazie del suggerimento. Niente. A questo punto procediamo con lo strato di ricotta. Con una sacca poche munita di una bocchetta molto fine, avendo un bicchiere molto piccolo, cerchiamo di creare uno strato dello stesso spessore del cremoso. Procediamo con un altro strato di cremoso, dopo aver fatto nuovamente rapprendere la ricotta nel surgelatore per 7-10 minuti. Quindi procediamo con la stratificazione: un altro strato di cremoso, un altro strato di croccante e di nuovo un altro strato di ricotta. E il nostro dolce è pronto. Semplicissimo e gustosissimo. Mi penso, io già sono pronta col cucchiaino, quindi adesso mentre rientro a casa, passo dalla pasticceria e poi il bicchierino te lo faccio riavere domani, perché adesso ho veramente una curiosità di assaggiarlo infinita. È bellissimo. Non ci sono problemi. Io dato che la trasmissione è fatta con un telefonino, non posso vedere le immagini e quindi ogni tanto abbasso lo sguardo verso il mio tablet per mangiare con gli occhi il tuo dolce. Siamo in chiusura, Vincenzo, quindi facciamo un augurio a tutte le mamme, grazie per averci seguito, veniteci a trovare a Palazzo Lacreide. Sapete che qui Vincenzo Monaco e la sua famiglia ha una pasticceria adatta per voi, e quindi tutti potrete divertirvi a dormire nei nostri B&B, nelle nostre residenze alberghiere, nei nostri alberghi, ma anche mangiando un po' di tutto. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana. Approfitto per farvi salutare anche dal mio amico Massimo Lamicella, che mi ha ospitato per queste 2 puntate in questo bellissimo residence RTA Palazzo Iudica. Siamo pronti per la nuova accoglienza? Ciao Alessia, un saluto a te e a tutti i nostri amici di Io Compro Siciliano. È un piacere per noi ospitarvi in questi nostri locali del Residence Palazzo Iudica, situato nel centro storico di Palazzolo. Mi hanno tutti rimproverato che non ho dato l'indirizzo di questo meraviglioso siamo residence. nel pieno centro di Palazzo Lacreide, siamo strutturati in 9 appartamenti rifiniti di tutto, di gusto, attrezzati di ogni comfort, dalla cucina che tu utilizzi per la tua scuola di cucina e per fare queste delicatezze che ti assicuro un odore ottimo, il profumo buonissimo, ed è, ripeto, un piacere per noi perché abbiamo questi appartamenti attrezzati con tutti i comfort,
cucina dotata di Quindi siamo già preparati aria per... condizionata, wifi, siamo pronti ad ospitarvi con grande piacere. Per noi è un piacere, ripeto, avervi ospiti per queste occasioni. E allora, grazie, un saluto ancora a Io Compro Siciliano. Vincenzo, io, tu e Massimo diamo il benvenuto a tutti a Palazzolo Acreide, vi aspettiamo, grazie anche a tutti gli amici dell'associazione turistica di Palazzolo Acreide che si sono messi a disposizione per ospitarvi, Heritage Experience, visitate Palazzolo e chiudiamo tutti insieme come di solito facciamo. Io compro siciliano, fallo anche tu, ci vediamo sabato prossimo con Io Compro Siciliano Chef, vi ricordo di iscrivermi se volete alla mia email chef@iocomprosiciliano.com per suggerirmi le vostre ricette, i vostri prodotti e le vostre aziende. Ciao e a sabato prossimo.